Sono Edoardo Marino, presidente dell'Associazione Cooperation Onlus di Roma. Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, siamo a Mogoro per la Fiera dell'Artigianato Sardo. Quest'anno proponiamo una mostra dedicata alle borse provenienti dall'Oriente, utilizzate dalle varie etnie per portare i propri utensili, le vettovaglie durante gli spostamenti della transumanza o nei processi nomadici che li hanno accompagnati nei secoli, e in queste troviamo diversi tratti distintivi che le fanno riconoscere ai collezionisti e ai vari intenditori appassionati di tappeti. Queste borse hanno dei tratti in comune anche con le bisacce sarde, con la tessitura sarda. In particolare anche il motivo della pavoncella è riproposto in manufatti del Caucaso, in particolare delle tessiture sumac, tessiture piane Shah Savan, ma ci sono anche altri tipi di borse che vengono utilizzate per esempio per la raccolta del sale, altre invece come vere e proprie bisacce da soma da utilizzare o sul cavallo o sul cammello o sull'asino, e ognuna con determinati caratteri specifici, quindi non solo nella tipologia di tessuto o di filato utilizzato, ma anche proprio come tipologia di disegni e quindi di elementi tribali che rispecchiavano, come se fossero una carta d'identità, le varie popolazioni che le utilizzavano per far conoscere i propri prodotti e poi rivenderli sul mercato. Allora, salve, sono Gabriele Floris e sono il presidente dell'associazione Susticao di Mogoro. E sono qua con molto orgoglio per dire che anche quest'anno abbiamo partecipato a questa fiera. A differenza degli altri anni che abbiamo partecipato con l'allestimento dell'arazzo antico, che era anche molto vasto, anche molto bello, quest'anno, causa Covid, visto e considerato le ristrettezze anche dello spazio, ci siamo limitati a presentare le nostre bisacce. Sabettua, che era un pezzo importantissimo che non poteva mai mancare nel corredo delle nostre nonne. Perché? Perché era un pezzo che prima di tutto andava tessuto, come sempre, come tutte le altre cose, andava tessuto e poi generalmente se ne aveva sempre due, una meno ricca e una più ricca. Cosa significa? Che una veniva utilizzata più che altro per il lavoro, che utilizzavano sia per i pastori, per la trasumanza, per trasportare viveri, a volte ci mettevano anche gli agnellini appena nati dentro, o per qualsiasi altro svariato motivo, mentre quell'altra più ricca si utilizzava il giorno della festa, magari che si dovevano spostare nelle feste paesane nei dintorni, quindi usavano quella per trasportare roba, viveri e tutto ciò che è utile. Detto questo, speriamo che anche quest'anno abbia il successo di ogni anno, che sia una cosa molto visitata. Vi invitiamo con tutto il cuore a visitarla perché è molto bella. Noi mogoresi ci teniamo in particolar modo tantissimo perché rappresenta un po' tutta la storia di Mogoro, è da tantissimi anni che si fa, è sempre andata bene, speriamo che continui ad andare sempre in meglio, e ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati anche quest'anno, nonostante tutti i problemi, a far sì che questa fiera potesse partire e potesse esistere. Grazie tante.